Riprendiamo il collegamento dallo stadio Vanni Sanna di Sassari, dove sta facendo il suo ingresso in campo il Castiadas per questo secondo tempo, perché la Torres è già sul terreno di gioco da qualche secondo. Giocatori del Castiadas stanno entrando in questo momento. Fischi per loro. Abbiamo detto e ripetuto dopo l'1-1 di questo primo tempo che la gara si è un po' innervosita, ma per dobbiamo dire quel rosso dopo 10 minuti sembrava un normale contrasto di gioco, quello di Mannoni. È arrivato invece un rosso diretto per lui, il signor Bognolo, che non può non aver indirizzato in maniera negativa la partita per la Torres, che comunque è riuscita ad andare in vantaggio al 19esimo, e poi il gol di Figos al 25esimo. Ora Castiadas che attacca da sinistra a destra, Torres da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, dunque verso la curva nord. Tutto pronto, fischio del signor Bognolo alle 17:02, si riparte. Abbiamo detto per la Torres il 10, non ci sono stati cambi in questo secondo tempo, anche se si è scaldato alla fine proprio del primo tempo Francesco Bianco. Non lo vediamo più, però comunque si è riseduto in panchina. Intanto Torres in zona d'attacco con la rimessa laterale, palla per Chelo, 3 giocatori su di lui, arriva Diouf però a cercare di conquistare ancora palla, ancora Diouf la sua corsa, poi pallone per Mesina, ma c'è in anticipo Minutolo che può servire all'indietro per Torre Pinna. Riparte la Torres con Casu dalla destra, intanto anche pioviginato dopo una bellissima mattinata di sole qui a Sassari, giornata fatta un po' più fresca, meglio per i giocatori. Piga all'indietro per Merenda, abbiamo detto stessa formazione. Diouf riceve, controlla un po' male, poi pallone messo in fallo laterale da Castiadas, dunque rimessa con Spano per Piga, deve mettere all'indietro per Merenda che cerca il lancio per Sarrizzu, controlla di petto Sarrizzu, poi scarica all'indietro per Casu che gli restituisce il pallone in aria. C'è l'anticipo di Boi a mettere ancora in fallo laterale. Casu cerca Chelo, il petto Chelo subito contrastato, poi riesce a rubare palla, mettere in avanti per Figos, viene messa in fallo laterale però da Piga il pallone. Palla ancora per Sarrizzu che gioca oggi contro la sua ex squadra. Sarà rimessa ancora per i rossoblu con Casu. Tutta la Torres nella metà campo del Castiadas che si chiude bene, però soltanto Figos e Mesina più avanzati. Minutolo cercare, non riesce però a trovare Casu, palla che si perde ancora in fallo laterale, va con tu per questa rimessa in avanti a cercare Figos. Tocca per un attimo Casu, ancora Figos con Casu, pallone all'indietro però per Minutolo che può far prolungare traiettoria ancora all'indietro per Pinna, subito rilancio di Pinna però che arriva a Sarrizzu, va Sarrizzu, può accelerare il numero 7 rossoblu, 2 giocatori su di lui. Sarrizzu, la bandierina del calcio d'angolo, viene contrastato e perde palla, arriva Casu, fallo laterale per favore del Castiadas. Si scalda intanto tutta la panchina degli ospiti. Vediamo se mister Sebastiano Pinna effettuerà delle sostituzioni questa ripresa. Conto intanto in avanti, Piga controlla subito su di lui Figos, riesce a mantenere il controllo della sfera. Piga che poi deve allargare sulla sinistra dove c'è Spanu che cercava Diouf, palla messa in fallo laterale da Mattia Cordeddu, il capitano del Castiadas. Subito Spanu in area per Chelo riesce a liberarsi di un avversario e ottiene forse, vediamo, no,
non è un calcio d'angolo perché in qualche modo riesce Pinna a mettere in fallo laterale. Subito Spanu accelera la Torres, Piga cerca il dribbling, Piga da una parte e dall'altra, ancora si libera per mettere dentro un pallone che però viene intercettato. Castiadas la butta in avanti, c'è in anticipo Merenda, può metterla indietro per Pinna, fa sistemare i suoi Pinna, poi ci sarà il suo classico rinvio lungo con i suoi piedi, però questa volta forse non riesce Sarrizzo a tenerla in campo. Sarà rimessa laterale dalla parte opposta della nostra tribuna, ancora Contu. 4 minuti nel corso della ripresa, 1-1 tra Torres e Castiadas. Ci ha detto il collega Marras, partita bella nel primo tempo nonostante quel rosso così, un rosso assassino. Intanto c'è fallo su Merenda che non ha scoraggiato comunque la Torres, ha continuato ad attaccare, non si è vista fin qui la superiorità numerica del Castiadas, che ora sta badando più a contenere, è velocissima nelle ripartenze, la formazione ospite, lo sappiamo, con 4 giocatori in difesa, 4 in mezzo al campo, i soli Figos e Mesina lì davanti, che sono comunque 2 da tenere sempre molto d'occhio. Tanto può allargare sulla destra dove c'è Cordeddu, il Castiadas, arriva subito Spanu per mettere il pallone in fallo laterale, si becca anche gli applausi della tribuna. Torres che è sempre aggressiva. Orru intanto, pallone ancora a cercare Cordeddu, si lotta in mezzo al campo, è rimasta a terra Piga, intanto si continua a giocare, Cordeddu si è rialzato Piga, ancora contrastato da Cordeddu, si deve toccare però, si abbassa Piga, colpito duro, questo pallone è lungo per Diouf, non da fare. Fallo laterale, zoppica, Piga, pestone per lui, piede sinistro, tanto si riprende con una rimessa laterale, si butta in campo Figos, si becca ancora i fischi del pubblico. Attenzione, ora siamo sulla sinistra, D'Agostino fa partire Contu che brucia in velocità a caso, però c'è bene Scioni su questo lancio all'indietro. Il lancio invece adesso è per Diouf, ma è troppo corto, ci arriva Orru di testa per far ripartire ancora qui il Castiadas su un lancio lungo, però troppo lungo per Figos. Facile per Pinna, subito fa ripartire l'azione Pinna per Minutolo per Scioni. Ancora un lancio di Scioni, ci sembra lungo anche questo, infatti palla che è terminata fuori. Dà indicazioni mister Tortora. 7 minuti nel corso di questo secondo tempo, 1-1 tra Torres e Castiadas. Merenda va messo giù però da Figos, qua ci sembrava anche intervento un po' al limite di Figos. Fallo laterale comunque della Torres, Spano per Scioni per Minutolo, avanza al piede Minutolo, poi cerca un lancio in avanti a cercare che lo c'è, però il colpo di testa di Pinna che trova poi Carboni, si trovano molto bene i giocatori del Castiadas. Ancora Carboni contrastato, ovviamente con un uomo in meno in mezzo al campo, a buon gioco la formazione ospite che poi sbaglia però questo giro palla in mezzo al campo. Subito Torres con Spanu, cioè arriva Pinna, va velocissimo Diouf a cercare il pallone, si salva in qualche modo difesa del Castiadas. Ancora Cordeddu, scusate Carboni, poi Pinna, anche qui un errore di Pinna che non trova Contu, deve approfittare la Torres. Un momento un po' di defiance della formazione ospite. Sarrizzo per Diouf che non trova l'impatto con la sfera, poi vanno Spanu e intanto tirerà fuori un altro cartellino il signor Bognolo, un giallo per Spanu, intervento a gamba tesa su Cordeddu che si rialza, comunque qua forse c'era il cartellino giallo, andava a cercare il pallone, sicuramente non era
volontario tocco, però andava a cercare il pallone Spano. Calcio di punizione proprio a metà campo per il Castiadas. 1-1 il risultato. Ancora giocatori che si scaldano per il Castiadas e nessuno della panchina della Torres. Lancio in avanti, c'è Minutolo in anticipo, però attenzione, arriva subito Mesina a creare fastidi, ma c'è la presa di Pinna, palla per Scioni, ancora per Minutolo, Scioni messo giù, fallo, in mezzo al campo. Calcio di punizione per la Torres, può avanzare subito Merenda. Lancio di Merenda in avanti a cercare Chelo, c'è sempre Pinna di testa però ad anticipare l'attaccante rossoblu, poi Spano per Diouf che non trova con il sinistro il cross, sparacchia sul fondo. Rimessa dal fondo di Mereu, continuano a cantare i tifosi della Torres come sempre. E intanto finalmente arriva il giallo anche per Mereu, che sta perdendo tempo dal primo tempo. Aveva redarguito il direttore di gara, che viene applaudito con questa decisione. Va Mereu, fa saltare Minutolo, palla messa in fallo laterale per il Castiadas. Riceve Mesina, Piga prova a prendere il pallone ma non ci riesce, il lancio sulla destra per Cordedo, c'è l'anticipo di Spanu però che è bravissimo a non perdere controllo della situazione per un agguato Cordedo. Il fallo laterale è per il Castiadas con Orru. Va Piga a lasciare il pallone a Merenda, pallone alzato a campanile, va a saltare Scioni, attenzione però il pallone viene messo in avanti proprio da Carboni, c'è Ettore Pinna che subito rilancia, come sempre c'è il colpo di testa di Luigi Pinna, Sarrizzu mette giù, può aprire ora Scioni per Casu che aspetta proprio che arrivi anche in sovrapposizione Sarrizzu. Scioni si gira all'indietro, pericolosa questa perché c'era in agguato sempre Mesina. Merenda, Minutolo, Scioni controlla, si deve girare, subito contrastato, c'è fallo su di lui, fortunatamente viene fischiato, però c'è fallo proprio di Carboni. Calcio di punizione da 3/4 per la Torres, va Piga a mettere giù il pallone, sale Minutolo, è iniziato a piovere intanto piosamente qui alla Vanisanna, va Piga, palla lunghissima a cercare Minutolo che solo ha la possibilità di colpire ma la consegna di sinistro al volo a Mereu. Era in posizione regolare Minutolo. Questa punizione di Piga, colpito prima intenzione Minutolo ma l'ha messa troppo facile per Mereu. Rimessa laterale per il Castiadas, va in anticipo Merenda, Scioni subito a lanciare Sarrizzu sulla destra, spazio Sarrizzu, può andare, mette giù a conto davanti, va Sarrizzu, la conclusione però termina fuori, c'è il tocco di Mereu, sarà angolo, avanti ragazzi, quinto angolo, bisogna approfittare anche di questi calci da fermo ovviamente anche per rifiatare un po', perché un uomo in meno fa più fatica ovviamente. Va Piga, salgono le torri rossoblu, Minutolo e Merenda, palla dentro, deve uscire ancora Mereu di pugno, arriva Spano, si coordina, la palla viene fermata sulla linea, battuto Mereu, c'era sulla linea D'Agostino, tanta attenzione perché riparte dall'altra parte, Piga fa segno di aver preso il pallone, c'è giallo per Piga, questo fallo. Piga ammonito perché c'era stata la ripartenza immediata del Castiadas, questo capovolgimento di fronte ha salvato sulla linea D'Agostino, pallone che era già dentro.
incredibile sfortuna. Tanto calcio di punizione per il Cassiara sulla tre quarti. È stata la conclusione di Spanu che si era coordinato bene, il pallone era rimbalzato ed era diretto in rete, Mereu battuto sulla linea D'Agostino. Calcio di punizione per il Cassiaras, 14esimo. La Pinna, ora tutto il Cassiaras nella metà campo della Torres. Cordeddo, bravissimo Spano a frapporsi questo tentativo di cross. Ancora fallo laterale per il Cassiaras in zona d'attacco. Orru mette all'indietro, deve uscire la Torres, qui sbaglia il Cassiaras, recupera però Pinna il pallone, però consente alla Torres un po' di venire fuori. Contu, Carboni in avanti, attenzione a Mesina, controllato male Mesina perché aveva bruciato sul tempo Minutolo, però in area non ha controllato benissimo, è riuscito poi Minutolo a allontanare. Ancora Minutolo che deve mettere all'indietro per Pinna. 16esimo, qui pericoloso il Cassiaras con Mesina, che se non è riuscita a concludere. Bascioni, palla per Diouf sulla sinistra, però viene anticipato l'esterno rossoblu. Si disimpegna bene la difesa del Cassiaras, poi va Chelo però a rubar palla. Diouf per Spanu per Scioni. Scioni deve tornare indietro, non c'è spazio. Minutolo si difende con tutti i suoi effettivi, il Cassiaras va a Minutolo a guardare la sistemazione dei suoi. Ancora Merenda a cercare, troppo lungo però questo pallone per tutti, è fuori. Lancio troppo lungo sia per Sarrizzo che per Casu. Incredibile azione precedente con D'Agostino che era l'unico sistemato sulla linea ed era proprio sulla traiettoria del pallone, tra l'altro una conclusione anche forte, riuscito comunque trovandosi il pallone sui piedi a rinviare proprio sulla linea. Si meriterebbe davvero un gol la Torres per quello che sta mostrando quest'oggi, squadra davvero encomiabile sia per l'atteggiamento che per la qualità del gioco contro, abbiamo detto, una squadra di tutto rispetto ovviamente, la vincitrice di questo campionato, ma Cassiaras sta giocando con un uomo in più praticamente da tutta la gara. Ancora un lancio per Diouf che riesce a colpire di testa, troppo lungo però per Chelo che ci arriva con un attimo di ritardo, c'è Mereu in presa. Riparte il Cassiaras con Pinna, intanto nessun cambio fin qui, si sta scaldando però Spinola nella Torres, tutta la panchina del Cassiaras continua il riscaldamento. Casu anticipa bene D'Agostino e serve in mezzo per Piga, lavoro ovviamente doppio per Piga e Scioni, due centrocampisti rossoblu, ma supportati bene anche dagli esterni che spesso tornano ad Armanforte. Ancora Minutolo in mezzo per Scioni, subito attaccato all'indietro ancora per Merenda che cerca ancora il lancio ma non ce la fa Sarrizzo. Palla lunga, sta preparando a entrare Spinola che abbiamo detto ha avuto qualche problemino fisico in settimana. Tanto vediamo questa azione, attenzione Pinna che rischia molto sull'aggressione di Sarrizzo che va su tutti i giocatori portatori di palla, poi anche Chelo che scivola però, anche Buba a dare fastidio a Torres che comunque deve premere per cercare di portare pressione alla formazione ospite. Scioni intanto attaccato, perde palla, Piga ancora va a terra Scioni, riesce comunque la Torres a venire fuori con Chelo che serve Diouf, rimasta a terra Scioni, poi questo tentativo ancora di Diouf di sinistro, cross dalla sinistra ma la palla termina sul fondo. C'è il cambio al 19esimo del secondo tempo, entra Spinola, esce Chelo. Clausi, Chelo che si è dato molto da fare,
a Spinola, vediamo come sistemerà l'attacco. Tortora si sposta sulla destra Diouf, rimane a sinistra Spinola, in mezzo Stefano Sarrizzu. Questa è la nuova disposizione tattica di mister Tortora, almeno per quanto riguarda il fronte offensivo. Va Mereu, servire Pinna, Contu, va subito Diouf a contrastarlo e ruba palla poi Scioni. Ancora Scioni ha di fronte un avversario, alla fine Contu ritorna, riesce a riprendergli il pallone. D'Agostino poi la butta in avanti a cercare compagni, c'è in anticipo però Minutolo, va Diouf che poi viene messo giù, c'è il fallo su Diouf. Ancora un po' di nervosismo tra i giocatori, soprattutto Carboni, nervoso, autore di questo fallo. Calcio di punizione. Ancora Piga sul pallone, salgono sia Minutolo che Merenda, giocatori più alti. Ora si discute tra Scioni e Carboni, li chiama il direttore di gara per farli riappacificare. Tutto a posto. Tutto pronto per questo calcio di punizione. Va Piga alla battuta, palla dentro, riesce Scioni a colpire in testa, Minutolo! Ecco il gol! E la Torres! Attenzione! Fuori gioco, annullato. Ci si strozza il gol all'orlo, annullato per fuori gioco. Come vinecista? Molto dubbio, anche qua andremo a vedere. C'era stato il gol di Minutolo sul colpo di testa di Scioni. Vediamo un po' il direttore di gara, stanno a parlare l'assistente, forse per dire qualcosa alla panchina della Torres, che si era alzata in piedi ovviamente ecco, sta allontanando anche qualcuno della panchina, il direttore di gara del team manager. Anche qui dobbiamo vedere le immagini perché qua abbiamo qualche dubbio, ma insomma non possiamo dire nulla. Annullato il gol di Minutolo. Una bella azione con colpo di testa di Scioni, poi di testa Minutolo aveva messo dentro, impossibile per Mereu. Si riparte. Tanto colpo di testa ancora di Minutolo, va Scioni a cercare di anticipare, non riesce. Figos che apre sulla sinistra per D'Agostino. Cordeddu, anzi Carboni, scusate. Conclusione qua che arriva però facile per Torrepina. Conclusione un po' bella Italia da 35 metri. Subito il rilancio di Torrepina a cercare Spinola, appena entrato. Riesce in qualche modo Spinola a colpire, servire Sarrizzu. Ma da solo Sarrizzu, solo davanti a Mereu che gli para. La conclusione aveva fatto tutto benissimo Sarrizzu, tranne la conclusione. Sarrizzu solo davanti a Mereu, incredibile, occasione d'oro. Intanto ci sarà un cambio, esce D'Agostino nel Cassiadas, 23esimo del secondo tempo. Frau al suo posto, Fabrizio Frau, esce D'Agostino numero 10. Incredibile occasione tra i piedi di Sarrizzu che con una finta aveva liberato il piede buono, solo davanti a Mereu, gli ha tirato però in faccia. È stato facile per Mereu, non è riuscito ad angolare il pallone Sarrizzu che sbuffa ovviamente. La Torres c'è, 24 minuti, va intanto Scioni a rubar palla e qui c'è un fallo, ti atterra. Diouf che combatte, va giù anche lui, si rialza, può partire Casu sulla destra, palla al piede, ancora per Sarrizzu che ora è tutto spostato sulla destra, arriva Casu a dare manforte all'attacco, va Sarrizzu, due avversari su di lui, va da solo, ancora Sarrizzu dal fondo, palla dentro e c'è il gol di Casu! Edoardo Casu!
questa gioia personale, ma è soprattutto gol importantissimo e ora bisogna continuare. 25esimo del secondo tempo. Casu firma il 2-1. La Torres in 10. Dopo 10 minuti di gara. Partita intensissima alla Vanisanna. È stato ammonito in questo caso per l'esultanza. Diciamo che non poteva farne a meno. Avanti ragazzi, intanto torna a scaldarsi Bianco. È stato bravissimo perché ha fatto partire l'ulazione, poi sulla destra Sarrizzu che ovviamente è dovuto spostarsi per mettere in mezzo e in mezzo non c'era più nessuno, è dovuto andare proprio Casu che davanti alla porta ha fatto una bellissima azione Sarrizzu perché si è liberato di 2 avversari, ancora lui, prestazione maiuscola del difensore rossoblu, classe 98. Hanno tutti una carica in più quest'oggi i giocatori della Torres, questa partita la vogliono vincere, a dispetto, dobbiamo dire, di un cartellino secondo noi un po' eccessivo, ma continuiamo a mantenerci diciamo sul vago finché non vedremo le immagini, ma dal vivo non ci sembrava un fallo da rosso diretto quello che abbiamo visto. Intanto si prosegue ancora Casu, fallo laterale battuto, Scioni, ancora Casu che prova a servire in avanti per Diouf che abbiamo detto si è spostato sulla destra, palla in fallo laterale per il Castiaras, va Contu. 27 minuti intanto, Figos in avanti, colpo di testa ancora di Casu, poi va Piga a mettere in avanti, tra l'altro un contrasto, può aprire sulla destra ora il Castiaras che ha un po' di spazio, palla messa dentro, c'è in anticipo, attenzione, arriva il nuovo entrato, palla dentro, c'è Spanu a salvare tutto, che stavano arrivando sia Cordeddu sia Mesina, bravissimo Spanu a liberare l'area su questo rasoterra, è rimasto a terra intanto il giocatore della Torres, forse è proprio Casu. Azione pericolosissima, ovviamente il Castiaras ha degli spazi. Non può alzarsi il caso perché dovranno entrare i sanitari, tanto continua a discutere tra i giocatori. Va Pinna a parlare con tutti, lui che è il più grande, si chiarisce. Rimasta a terra a Casu, forse nel contrasto precedente. 2-1 dunque Torres in una partita davvero palpitante. Approfittiamo questa pausa anche per sentire il nostro collega Giampiero Marras. Possiamo dire che questo è un gol davvero meritato. Sì, perché giocare in 10 contro il Castiadas e farlo continuando a spingere, giocando a viso aperto a costo anche di esporsi alle ripartenze degli avversari che comunque hanno sempre un giocatore in più, è davvero encomiabile. La Torres vuole dimostrare di meritarsi i playoff, credo che con la prestazione di grande cuore di oggi lo stia dimostrando ben oltre qualsiasi aspettativa, anche perché di gol ne ha realizzati 3. Sarei curioso di rivedere un attimino perché è stata annullata la rete di Minuttolo. È comunque davvero una squadra che sta arrivando alla parte finale del campionato, mi sembra in ottima condizione, perché oggi in 10 correre contro una squadra messa benissimo in campo da Sebastiano Pinna vuol dire avere anche buonissima condizione atletica. Sì, per questo dobbiamo anche nominare il preparatore atletico Salvatore Amelfi, che questa squadra la sta allenando fisicamente da quando è arrivato, dopo Natale, e ha preso in mano proprio la situazione. Dobbiamo dire rossoblu che sono davvero in ottima condizione, che poi quando c'è la condizione di forma si è anche un po' più lucidi ovviamente. Va Piga intanto a lanciare Diouf sulla destra, Diouf non controlla benissimo e può salvarsi il Castiaras, questo lancio ottimo a liberare Diouf, intanto il pallone è uscito, Castiaras stava proseguendo
sta predisponendo un nuovo cambio con Francesco Bianco pronto ad entrare nella Torres, quando intanto scoccata la mezz'ora nel corso di questo secondo tempo ancora ci sarà da soffrire. Torres che sta conducendo 2-1, il gol di Diouf e di Casu nel secondo tempo. C'è stato il momentaneo pareggio di Figos al 25esimo sempre del primo tempo. Tanto Castiaras che effettuerà, anzi no, non è un cambio, stiamo vedendo ancora i giocatori che si scaldano, va a bere a bordo campo Figos. Si riprende con una rimessa laterale in favore della Torres, a saltare ancora Carboni, sarà ancora rimessa, tutto Figos che è ancora fuori dal campo. Ancora rimessa laterale con Caso, autore del momentaneo 2-1. Va Scioni a cercare di liberarsi di due avversari, palla terminata fuori, sarà angolo per la Torres. Ottimo, uscito da una situazione complicata Scioni. Caseras che gioca ancora in 10 perché Figos è fuori dal campo. Sesto, calcio d'angolo, va Piga alla battuta, stavolta sale solo un minuto, lo rimane dietro Merenda, palla dentro, bella alta, attenzione, mette fuori Castiaras e attenzione subito alla ripartenza. Merenda può prolungare la traiettoria, c'è Spano ma arriva di gran carriera, nuovo entrato Frau subito a dar fastidio, Spinola poi a contrasto su Ruggeri, Orru mette il pallone in fallo laterale, Sarrezzi che si sta dando un grande affare anche lui, intanto può rientrare forse Figos, vediamo, va all'arbitro controllare, si stava facendo medicare perché probabilmente stava perdendo sangue Figos, quindi era stato costretto a uscire. E intanto ci sarà il cambio per la Torres. Dentro Francesco Bianco quando siamo al 32esimo della ripresa. Bianco per Diouf che ha segnato il primo gol, che lui anche in fase di ripiegamento è stato utile, poi ha avuto anche l'opportunità proprio in questo secondo tempo, no? Di creare pericoli. Intanto anche un doppio cambio per il Castiaras. Esce Diouf, sul posto Bianco, sono pronti ad entrare nel Castiaras Alessandro Pinna e Carlos, un giovane e uno che giovane non è, abbastanza noto, Davide Carlos, giocatore di grande esperienza. Eccoli, stanno facendo il loro ingresso in questo momento. Esce Ruggeri ed entra Pinna. Dunque Pinna per Ruggeri. E poi entra il numero 13 Carlos quando siamo al 33esimo del secondo tempo. Carlos per, vediamo chi è, giocatore uscito, il numero 7 Cordeddu. Doppio cambio dunque per mister Sebastiano Pinna. Si riparte con una messa laterale, proprio il nuovo entrato Alessandro Pinna, classe 2000, tanta attenzione, palla in aria, c'è il tentativo di Mesina, poi ribattuto da Merenda, subito Carlos, pallone tra i piedi, attenzione, giocatore pericoloso, gli ruba palla a Scioni in maniera regolarissima, può distendere ora la Torres, ma Scioni subito attaccato, Casu fa bene a sparacchiare lontano perché era un po' sotto pressione la Torres. Non rinuncia ad attaccare il Castiadas. Intanto si cerca un pallone, è andato a finire in tribuna. Recuperato. 34 minuti, nel corso della ripresa. Ci sarà da soffrire fino alla fine. Torres che sta conducendo 2-1 al Vanisan, in 10 da praticamente l'inizio della gara. Tanto ancora Scioni, bravissimo, ruba palla,
può far partire Sarrizzu che è in posizione regolare. Sarrizzu si libera del portiere, ma non riesce. Poi ancora Torres, però ancora Sarrizzu, sinistro, ribattuto, ancora Torres dal limite, ci prova Figa, palla alta, poteva chiuderla qui la Torres. Si è salvato il Castiadas con una doppia azione pericolosissima dei rossoblù. Nulla da fare, ci sono messi prima Mereu, poi anche il difensore, si sono immolati su questa conclusione di Sarrizzu che ha fatto tutto bene. Qua c'è fallo su Scioni e anche un brutto fallo, ma il direttore di gara dice che va tutto bene, ha fischiato ovviamente la punizione, ma qua ci stava un cartellino per il nuovo entrato Carlos, che però il cartellino non lo prende, è rimasto a terra Scioni. Sarrizzu, che occasione, si mette le mani nei capelli, attaccante rossoblù, ripensando all'occasione sprecata. 36esimo nel corso del secondo tempo, si sta scaldando anche De Palmas per la Torres. Si riparte da qui, calcio di punizione, la Piga, la battuta all'indietro per Minutolo, fa avanzare il Castiadas, all'indietro per Pinna. Subito il rilancio di Pinna, a cercare Spinola che ha toccato pochi palloni fin qui, questo lo tocca di testa, lo mette in mezzo, però Sarrizzu non riesce ad arrivarci perché c'è il controllo di Pinna. Rilancio di Mereu sulla destra, lascia scorrere bene Casu sull'attacco di Contu. Altri due cambi pronti per il Castiadas, vediamo di chi si tratta. Numero 14 Saias al posto del numero 2 Orru, quando siamo al 37esimo. Saias per Orru. E il secondo cambio, anzi il quarto cambio secondo di questa tornata è Porru, che prende il posto di Contu. 37esimo, abbiamo detto, del secondo tempo. 4 cambi, anzi no, sono 5 i cambi effettuati da mister Pinna, che ha esaurito le sue sostituzioni. Frau Pinna, Carus, Saias e Porru. Per il Castiadas 2 sostituzioni per la Torres, con Spinola e Bianco al posto di Chelo e Diouf. Si combatte ancora, Sarrizzu davvero che si sta dando un grande affare, non si deve aprire però la Torres troppo, non si deve scoprire. Lancio di Carrus, cercare il nuovo entrato Frau, palla troppo alta per lui e termina il fallo laterale. Deve un po' anche forse rallentare la manovra la Torres, a cercare di risparmiare anche le energie, anche se ci sembra ancora formazione rossoblù in grado di tenere bene, nonostante l'uomo in meno. Spinola poi ottiene qua un fallo laterale, può avanzare la Torres con Spano. Va il giocatore rossoblù per Sarrizzu, subito circondato da 3 uomini, alla fine perde palla, arriva però Bianco bene a fermare l'azione del Castiadas, palla all'indietro per Pinna, subito cerca il rilancio, ed è un rilancio lunghissimo, vediamo se ci sarà il fuorigioco, alza la bandierina infatti l'assistente, se ne accorge un po' tardi il direttore di gara, anche questo un po' dubbio, ha aspettato che alzasse che ricevesse il pallone Spinola su questo lancio, comunque calcio di punizione. Pinna non si deve chiudere, però la Torres avanza ora sulla sinistra, la formazione del Castiadas però sbaglia qui il lancio. Può andare in tutta calma a caso, recuperare il pallone, anche lui ha dato moltissimo e ha dato anche il gol del momentaneo 2-1, festeggiatissimo. 39 minuti, nel corso del secondo tempo, Torres 2, Castiadas 1, Torres in 10, ma Sarrizzu ancora cercare di rubare palla e ottiene un fallo laterale, bravissimo. Sta facendo avanti e indietro un pendolino, Sarrizzu che ha cambiato posizione diverse volte, così come i suoi compagni di reparto.
Ovviamente l'assenza di Mannoni si fa sentire più sulle gambe per i centrocampisti, per Piga e Scioni, che hanno dovuto lavorare anche per il compagno uscito, anzi allontanato. Intanto ancora Castiaras che deve buttarla in avanti, riesce a trovare in qualche modo Figos, bravissimo Spanu però a fermare l'azione del Castiaras e poi a ripartire sulla sinistra. Inseguito Spanu, viene messo giù, c'è fallo su di lui da parte di Frau, cartellino giallo anche per Frau, terzo giallo per il Castiaras dopo Mereu, Frau e Ruggeri, un giallo per la Torres con caso e poi cartellino rosso per Mannoni, cui abbiamo abbondantemente detto, corso gara. 41esimo nel corso della ripresa, Torres che sta conducendo 2-1, ora può usufruire di un calcio di punizione, tra l'altro c'è stata un'azione clamorosa con Sarrezzo che si è davvero mangiato un gol fatto. Va Piga alla battuta, rimangono i difensori Casu, Merenda e Spano, presidio dei due attaccanti Figos e Mesina, pronti per la battuta. L'arbitro fa allontanare il giocatore del Castiaras perché non c'è la distanza. Va Piga per un schema, Sarrizzo in mezzo all'area e già il gol! Diminutolo! 3-1 Torres! Uno schema perfetto! Palla di Piga per Sarrizzo, palla in mezzo per Minutolo, 3-1! Quando siamo al 42esimo! Vanno ancora a festeggiare sotto la curva i giocatori rossoblu. Giusto, risultato importantissimo. Vanno a festeggiare anche con la panchina i giocatori rossoblu. E chiede anche l'applauso Carlo Piga alla tribuna che l'ha sostenuti per tutta la gara. C'è stato forse un'ammonizione, non abbiamo visto. Sta segnando qualcosa l'arbitro, non abbiamo visto, non ci interessa. 43 minuti, 3-1 Torres. Minutolo. Tanto c'è un cartellino rosso all'indirizzo del numero 5, Federico Boi. Si becca un rosso, non sappiamo bene perché. L'arbitro è andato a parlare, abbiamo visto che stava confabulando con il suo secondo assistente ed è arrivato il rosso anche per Boi quando la partita ormai è finita. Sarà sicuramente il recupero, intanto si pareggia il computo dei giocatori in campo anche se è molto tardi. Non si gioca ancora perché l'arbitro sta ancora confabulando con i giocatori del Castiaras. È arrivato questo rosso all'indirizzo di Federico Boi che mestamente si allontana dal campo. Al 44esimo, ovviamente una parola di troppo per Boi. Allontana Boi. Vediamo, si può riprendere ora a giocare. Comunque ora 10 contro 10. Diciamo che la Torres ha fatto già tantissimo con un uomo in meno. Vediamo se ora terrà ancora meglio con un uomo, anzi con la parità numerica, con un nome in meno per il Castiaras. Carlos intanto non rinuncia ancora, Casu che deve bene anticipare esterno di sinistra, ancora lui mette in fallo laterale, si prepara a entrare in campo De Palmas intanto. Sta per scoccare il 90esimo, esce l'autore del gol Edoardo Casu, è davvero stremato. Al suo posto De Palmas,
quando è scoccato in questo momento, il 90esimo. Fuori Casu, dentro De Palmas. Applausi per il numero 2 rossoblu, che si è davvero meritato l'abbraccio del pubblico per una bellissima prestazione. Giovane Sassarese è cresciuto insieme a tutta la squadra, dobbiamo dire, nel corso di questo campionato, e oggi ha sfoderato una prestazione fenomenale, corroborata anche da un gol importante, quello del 2-1, poi è arrivato anche il 3-1 di Minutolo. Intanto si sta preparando il recupero, vediamo, ci sembrano 5 minuti, tantissimi. Continuiamo a giocare, la squadra è stanca ora, ovviamente Pinga, vediamo, una maschera di stanchezza, ma bisogna tenere ancora. Va adesso il Castiaras a manovrare, palla dentro, attenzione, c'è ancora l'anticipo di Spano che non molla un centimetro il suo avversario, e poi Spinola che la butta via per allontanare la sfera. Probabilmente se n'è già andato il primo minuto di recupero, restano 4 da giocare se non abbiamo visto male. Ci sarà ora rimessa. Frau, ovviamente ora si attende solo il triplice fischio, la Torres ora è tutta nella propria area a cercare di evitare problemi. De Palmas lascia scorrere, non ci arriva il giocatore del Castiaras, si ripartirà. Una rimessa dal fondo. Trascorsi 2 minuti di recupero. Torres che conduce 3-1, gol di Diouf al 19esimo, poi il pareggio momentaneo di Figos al 25esimo, poi nuovo vantaggio al 25esimo della ripresa con Casu, e poi il 43esimo minuto per il 3-1. La Torres che sta per compiere, possiamo definirla un'impresa, perché ha giocato in 10 per tutta la partita, e poi tanto si sta beccando una munizione inutile. Minutolo. Giallo per perdita di tempo. Ora va Pinna a battere questo rinvio e soprattutto sta portando a casa una vittoria contro la squadra finora imbattuta di questo campionato, il Castiaras di mister Pinna, che è venuto a Sassari certamente per continuare questa scia dei risultati positivi, certamente per non regalare nulla. E infatti non ha regalato nulla, oltretutto ha avuto questo vantaggio iniziale di un uomo in più. Tanto questo lancio di Piga troppo lungo per Spinola. Può avanzare però la Torres, perché la rimessa laterale nella metà campo del Castiaras. 3 minuti sono trascorsi nel corso di questo recupero. Se non abbiamo fatto male i conti, manca pochissimo. Intanto va Merenda ancora a mettere in fallo laterale, gioca ancora, va Frau alla battuta di questa rimessa laterale. Sembra non aver rinunciato il Castiaras, anche se è sempre naturalmente pericolosissima la formazione in avanti. Va Sarrizzu ancora a lottare su questo pallone, lo tiene vivo e va Sarrizzu. Ancora entra in aria, palla dentro, ci prova Spinola, però in caduta non riesce a colpire bene. Bravissimo ancora Sarrizzu, soprattutto non ha più avuto la forza di fare un'accelerazione incredibile. Dopo 90 minuti giocati in 10, Torres ha ancora la forza. Ma abbiamo detto, sta bene sulle gambe, la formazione rossoblu sta bene fisicamente, e questo è tantissimo, soprattutto in questo finale di campionato in cui ci vogliono davvero tutte le energie. Ancora Castiaras sulla sinistra che manovra, pallone in fallo laterale, passano più questi minuti, palla ancora all'indietro, Castiaras che manovra, con Carrus che cercherà di mettere il pallone in mezzo, lo fa, arriva Spano ancora a mettere fuori, e poi
Scioni che voleva servire Sarrizzu, però c'è Piga che può lanciare Sarrizzu, che ha spazio sulla sinistra, ancora per una delle sue sgroppate, aspetta però Compagni, Sarrizzu ha 2 avversari, va sul fondo, si ferma ancora, si rigira, perde tempo ovviamente, non c'è nessun bisogno di accelerare, arriva poi il giocatore del Castiaras, pallone in calcio d'angolo, applausi per Sarrizzu. Prendiamo anche questa frase del nostro collega qua a fianco a noi, Giampiero Maras, che ci dice migliore in campo. Sarrizzu, assolutamente migliore in campo per Giampiero Maras e anche per noi. Va intanto ancora Spanu, palla dentro, troppo facile per Mereu. Per noi è finita qui, vediamo se l'arbitro è dello stesso avviso, ancora si gioca. Ancora Castiaras che si porta in avanti, Torres che ovviamente ora è un po' sulle gambe, ma questo lancio non è rendibile per Mesina. E c'è stato un tocco, quindi sarà calcio d'angolo per il Castiaras. 7-1 il computo dei corner. Aspettiamo ancora, per noi sono trascorsi anche 5 minuti di recupero, ma si gioca ancora. Va Carrus a battere questo corner. Palla dentro, colpo di testa da allontanare Di Bianco e finisce qui! La Torres vince 3-1 al Vanni Sala di Sassari in 10, dopo 10 minuti del primo tempo. La formazione rossoblu compie davvero un'impresa, batte la formazione fin qui imbattuta del campionato, la vincitrice del campionato Castiaras. Davvero una prestazione maiuscola di tutti i ragazzi di mister Tortora, che ora festeggeranno e naturalmente vi daremo conto delle voci degli spogliatoi tra pochissimo. Per ora è tutto, grazie per averci seguito. Forza Torres.